Ah, è una bella iniziativa, ci sta, perché almeno cioè, ti fa, come si dice, ti fa sembrare quello che potrebbe succedere se fai un incidente, no? E quindi ti può aiutare a stare attento, a non bere, a non fumare, cose così. È l'opinione di uno dei 400 studenti degli istituti superiori che dall'intera provincia si sono incontrati negli spazi della Motorizzazione Civile di Vicenza per discutere di sicurezza stradale. È l'evento più importante e numeroso in Veneto, voluto dal Ministero dei Trasporti, a cui hanno partecipato le autoscuole. Ai ragazzi che a breve potranno iniziare i corsi per ottenere la patente di guida si è voluto affrontare il tema sicurezza, sensibilizzandoli sull'utilità dell'uso dei dispositivi già presenti in auto e sui rischi dell'abuso di alcol e droga alla guida. Manca il concetto di causa-effetto, manca la conseguenzialità alle nostre azioni. È una cosa che dovremmo imparare a insegnare a tutti i ragazzi, proprio perché devono essere responsabili e consapevoli che ad ogni azione ne può succedere qualcuna uguale e contraria. Al di là di tante parole e raccomandazioni a volte inutili e eccessive, oggi si è voluto offrire ai giovani l'occasione di fare esperienza di quello che potrebbe capitare in situazioni di emergenza o di alterazione dello stato psicofisico mentre si guida. Ecco allora una prova di ribaltamento dell'auto e l'uso di speciali occhiali che distorcono la realtà percepita, come potrebbe avvenire con l'assunzione di alcol e droga. Com'è andata questa esperienza? Indossare questi occhiali, cosa vedevi? Male, non vedo bene perché è molto difficile per camminare così in stato di ebbrezza. Ho messo occhiali. Anche io sto facendo scuola di guida a Chiampo. Sì, è stato interessante per loro perché comunque vedere qualcosa dal vivo gli fa prendere coscienza di quello che potrebbe succedere nel caso di un incidente, soprattutto loro che si accingono a prendere la patente e ad andare in strada è un qualcosa di fondamentale per loro, vederlo dal vivo. Questa roba qua della macchina mi sembra giusta, sì, bisogna stare attenti anche quando si fuma o si beve, però è un po' anche per la nuova regola e tutto mi sembra un po' esagerato. Abbiamo cercato il migliore dei comunicatori diciamo per i giovani, perché purtroppo nei giovani menti lasciano pochi pertugi per entrare e per dare informazioni. Il nostro compito qual è? Quello di instillare il dubbio e instillare dei ragionamenti.